Ciao, tifosi del Napoli. Prima di tuffarci negli ultimi aggiornamenti su Victor Osimhen e sul mercato dei trasferimenti, non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna notizia scottante sul nostro club. La telenovela Victor Osimhen continua a movimentare il mercato. Finora le offerte ricevute per il nigeriano non sono state sufficienti a convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il suo attaccante principale. Il PSG ha presentato un'offerta di 80 milioni di euro, che però è inferiore alla clausola rescissoria di Osimhen, pari a 130 milioni di euro. L'attaccante ha già un accordo con i francesi per un contratto di 5 anni, valutato 14 milioni di euro all'anno, ma questo non è bastato per chiudere l'affare. Oltre al PSG, sono in corsa anche club arabi e l'Arsenal, con le opzioni del mercato saudita che sembrano più lontane a causa della preferenza di Osimhen per la Premier League. La cessione del nigeriano potrebbe aprire spazio a nuovi arrivi in rosa, con il Napoli che si concentra sull'arrivo di Romelu Lukaku dal Chelsea. L'accordo prevede un corrispettivo di 25 milioni di euro, più bonus e altre condizioni. Il Napoli sta anche cercando di rinforzare il centrocampo con Billy Gilmour dal Brighton e Brescianini dal Frosinone, oltre a considerare l'attaccante David Neres dal Benfica. Queste mosse mirano a rafforzare la squadra e a garantire una stagione competitiva. Cosa ne pensa di queste trattative? Il Napoli riuscirà a fare buoni affari e a rafforzare la rosa per la prossima stagione? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. Forza Napoli! Alla prossima!